Fabio Cocco, centrocampista della Nurese, capitano nella stagione che ha visto i verdi-azzurri trionfare nel campionato di promozione. Mancano 2 settimane all'inizio della nuova stagione, con quali prospettive, quale spirito? La campagna acquisti insomma, è a buon punto, diciamo che è quasi ultimata. Qual è il suo pensiero? Beh, sicuramente cercare di far bene, di iniziare bene questo campionato, iniziando da una buona preparazione che ci consenta di partire subito forte e di cercare di non perdere punti all'inizio come ci è capitato lo scorso anno, ma di tenere sempre un andamento comunque che ci consenta di arrivare a dicembre in un buon piazzamento in classifica. Sono arrivati nuovi compagni, alcuni penso li conosca, altri sono preceduti da una fama importante, alcuni hanno disputato campionati in Serie C1, altri insomma, sono dei grandi giocatori per i gol realizzati. Quali le prospettive? Beh, la società sicuramente ha fatto un grande sforzo sia economico che comunque ci ha messo a disposizione dei giocatori di categoria superiore e dei giocatori che sicuramente in eccellenza fanno la differenza. È riuscita a completare tutti i reparti, anche il reparto difensivo, con l'ultimo acquisto che è stato Nanami. Penso che quindi per il momento la rosa sia al completo. Questo comunque non toglie che sicuramente il campionato sarà difficilissimo, perché ogni squadra piano piano riesce sempre a rinforzarsi, a trovare giocatori di categoria, quindi penso che comunque non sarà una passeggiata. È rimasto il nucleo importante della squadra che ha vinto l'anno scorso. Il compito dell'allenatore naturalmente sarà quello di amalgamare i nuovi arrivati con il nucleo storico. Sì, penso che sia stato importante ripartire da noi nuoresi, che eravamo presenti anche l'anno scorso, che abbiamo fatto un grande campionato. Sì, penso che il compito dell'allenatore sia proprio quello di cercare di amalgamare i vecchi con i nuovi e soprattutto cercare di amalgamare i giovani con gli esperti, che sarà sicuramente un fattore molto importante per arrivare ai risultati che ci prefisseremo.